È mercato, funziona così. Non vedo perché non dovrebbero farlo. Che si vergognino e basta, insomma, perché ne approfittano su tutte le occasioni. C'è poco da dire. Non so che cosa pensarne, ma credo che come dire, un ritocco ai prezzi credo che sia più che giustificato. È un po' un mercato, no? Quando si aumenta l'offerta, la domanda, il prezzo tende a salire, quindi trovo abbastanza normale, magari non correttissimo, però normale, dai. Non è una cosa corretta. Poi io sono un bersagliere, ma comunque Però è sbagliato, insomma, aumentare così tanto. sì, non è corretto. Credo che questo possa lasciare un ricordo non positivo in chi viene da lontano, da tutta Italia, e non credo sia un buon passo perché diranno mi hanno, tra virgolette, spennato a Treviso e non ci tornerò. Secondo me si può aumentare un 10%, vista l'eccezionalità della cosa, ma 3 volte è troppo, francamente. Io posso capire 3 volte per un paesino di campagna dove una tantum ogni 10 anni succede qualcosa, ma per Treviso non è il caso. È una cosa che succede ovunque, quindi guarderei più gli aspetti positivi, quello che questo evento può portare alla città. Mi soffermerei più su questo. Ho sentito ieri la polemica, ho sentito che i casi sono al massimo 2-3 alberghi. È sicuramente sbagliato, è una cosa che è già in corso di prenotazioni su sollecitazione degli stessi alpini. Abbiamo monitorato e pur non avendone i compiti abbiamo in qualche caso risolto. Penso che qui il dato sia comunque che tutti gli alberghi della provincia sono assolutamente pieni, sono veramente pochi i posti a disposizione.